Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati al secondo appuntamento live di friulitv.net. Partiamo subito con il primo servizio, continuano le ricerche dell'ingegnere disperso da alcuni giorni in Sardegna. Di 55 anni, disperso dal 23 luglio scorso nel supramonte di Baunei in Ogliastra. Dopo il ritrovamento della sua auto, le ricerche si sono concentrate nel territorio impervio di Punta Margiane. Impegnate due squadre di soccorso e ricerca dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che unitamente all'unità TAS, topografia applicata al soccorso, cinofili e droni, costituiscono lo spiegamento di forze in campo. Dell'uomo, domiciliato a Lot Zorai, non si hanno più notizie da ormai 4 giorni. Anche ieri notte i soccorsi hanno perlustrato tra le falesie delle calate di Bidonie e di Su Badiscruru e Piga, con le squadre a terra e con l'ausilio del drone del soccorso alpino dotato di camera termica. Sul posto stanno operando anche i Baracelli, il soccorso alpino della Guardia di Finanza, il personale di Forestas, polizia e carabinieri della stazione di Baunei. Adesso parliamo importanti novità per quanto riguarda la viabilità in Friuli Venezia Giulia, perché è operativa la terza corsia proprio nel tratto da Albisopoli a Palmanova. Palmanova, più di 30 km di A4 a 3 corsie. Da oggi i turisti potranno viaggiare sull'intero tratto realizzato da Autovie Venete senza più incontrare i cantieri. Un traguardo raggiunto in tempo per l'esodo estivo che scatterà proprio questo fine settimana. Si sono conclusi i lavori lungo l'asse autostradale del tratto tra Gonars e il nodo A4 a 23. I 4,7 km si aggiungono ai 26 realizzati dalla concessionaria e dalle maestranze nell'autunno scorso e consentono allo stesso tempo di dare continuità a un'infrastruttura strategica dove si intersecano le 6 direttrici di traffico da nord a sud verso l'Italia, Austria e il centro-est Europa. Oltre all'allargamento delle carreggiate, gli interventi hanno riguardato complessivamente anche la demolizione e costruzione di 13 cavalcavia. A ciò si aggiunge il doppio viadotto sul fiume Tagliamento lungo 1520 metri. Intanto il secondo lotto da San Donà al Bisopoli, Autovia ha attivato le procedure per assicurarsi le aree necessarie alla costruzione delle opere e renderle libere da sottoservizi interferenti quali la viabilità ordinaria, acquedotti, metanodotti, oleodotti, elettrodotti, fognature, impianti di illuminazione, fibre ottiche, eccetera. La costruzione della terza corsia, solo in questo tratto, richiede ben 675 spropri e l'avvio di 349 pratiche per impianti interferenti. E adesso ci trasferiamo a Trieste perché è tutto pronto per visitare Big John. È del più grande esemplare di Triceratopo mai documentato prima al mondo. Il suo scheletro sarà esposto per la prima volta nelle fattezze complete da oggi fino al 1° agosto in Piazza Unità d'Italia a Trieste, in un evento pubblico promosso dal Comune con la collaborazione della Camera di Commercio Venezia Giulia. Il cranio di Big John misura 2,67 metri, superando i 2,50 di quello dell'esemplare che deteneva il record precedente. Ritrovato dagli scavi in un ranch del Sud Dakota, è stato acquisito allo stato grezzo all'inizio del 2021 dalla ditta triestina Zoic, specializzata da anni nella ricostruzione di esemplari di animali preistorici, per essere analizzato, estratto e riportato in vita. In questi giorni gli esperti hanno terminato l'assemblaggio dei reperti del dinosauro e il montaggio completo dello scheletro sul supporto in acciaio, che lo sorregge in una posizione simile a quella del toro di Wall Street.
Durante i 3 giorni d'esposizione si succederanno una serie di appuntamenti pubblici, tra i quali la presentazione di un libro intitolato Big John a spasso per Trieste. Al termine di questo periodo, lo scheletro del dinosauro partirà alla volta di Parigi, dove sarà esposto ai magazzini Galerie Lafayette per i mesi di agosto e settembre. All'inizio dell'autunno, infine, Big John sarà battuta un'asta internazionale con sede nella capitale francese. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del primo pomeriggio. Come sempre vi ringraziamo per la visione e l'ascolto. Le altre news sul nostro sito www.friulitv.net, prossima edizione live intorno alle 18, 18:30. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.